Giuseppe Lippi è stato una delle figure più rilevanti della letteratura fantastica in Italia. Nato a Napoli nel 1958 e trasferitosi poi a Trieste, ha iniziato da ragazzo curando la fanzine Il Re in Giallo insieme allo scrittore e critico Fabio Calabrese ed è diventato poi curatore editoriale, traduttore, critico letterario e scrittore. È stato, tra l'altro il curatore, dal 1990 al 2018, della collana da edicola di fantascienza Urania, pubblicando anche opere horror e fantasy. Ricordiamo inoltre la curatela per Mondadori dell'opera letteraria completa, proposta in ordine cronologico in 4 volumi, di Howard Phillips Lovecraft, tradotta da Lippi basandosi sul testo stabilito da T.S. Joshi, il più importante esperto di Lovecraft a livello mondiale. L'uomo dei racconti di Dracula, eccolo. Mamma che paura! Ed è una persona così buona, Sì, Sergio, sì, buonissimo. Chi è che pensa che quelli a cui piace l'orrore? Anch'io sono quelli che immagino alla mortadella. Però mi piace l'orrore. L'atmosfera, dai. È l'atmosfera magica, come nelle fiabe. È meglio che nelle fiabe. Mentre i film sono di sopra. Anzi, sono proprio le ore benissimo. 4:30, vero Sergio? Quindi alle 6 arriva giornalista. Ecco, noi abbiamo. No, No, ma giovani. sì, insegnante, tra l'altro ha vinto un paio di volte il premio della nostra collana, che sono usciti questi suoi romanzi, una bravissima persona. Giovane. Tra l'altro si intende molto della storia del suo paese, Montagnana. Lui ha pubblicato anche delle guide di Montagnana. No? Fatti ciao! Sempre di Lovecraft, Lippi ha curato la pubblicazione di una selezione del suo epistolario in Lettere dall'altrove. Ma sono numerosi gli scrittori che i lettori italiani hanno potuto conoscere in modo approfondito grazie a Giuseppe Lippi. Da Arthur Machen a Clark Aston Smith, da Robert Howard a Robert Aickman. Solo per elencarne alcuni. Per Urania ha pubblicato innumerevoli nomi della fantascienza, dell'horror e del fantasy pubblicando un ampio ventaglio di opere comprendente tutte le inclinazioni di questi generi letterari. Da Stanislav Lem a Greg Egan, da Philip Dick a Charles Stross, da William Gibson a Bruce Sterling, da Joe Lansdale a Jack Splitz, da Luca Masali a Valerio Evangelisti e a Gianfranco Nerozzi.
a conclusione di questo bel video mi hanno invitato a dire 2 parole. Allora, parlare del dottor Giuseppe Lippi, uno dei massimi esperti della letteratura weird, questo è un compito che non me la sento, non sono all'altezza di farlo. Parlerò qui invece solamente dell'amico Giuseppe. Nel novembre 1979 è uscito il primo numero di Psycho dell'editore Armenia. Bellissimo libretto, conteneva racconti della Weird Tales, ma soprattutto la presentazione, quella che mi ha colpito maggiormente, era scritta da Giuseppe Lippi, un nome che io non avevo mai conosciuto prima. Questa presentazione mi ha folgorato, mi è rimasta in mente, mi dicevo, questo scrive proprio come piace a me, questo vorrei conoscerlo. Dopo, sempre in dicembre, è uscito il numero 2 di Psycho, ancora con la presentazione dei racconti fatta da Giuseppe Lippi, bellissima. Poi è uscito il numero 3, ancora Giuseppe Lippi, che mi affascinava col suo modo di scrivere, e poi in gennaio il numero 4, ancora con Lippi. Purtroppo la collana è finita qui. Editore Armenia ha smesso di pubblicarla. Allora, cercando nelle fanzine, ho cercato il nome di Giuseppe Lippi e ho scoperto che viveva a Trieste. Allora ho fatto molti tentativi per avere il suo indirizzo, avere qualcosa per poterlo contattare, ma non sono mai riuscito a trovarlo, mai. Passarono molti anni, siamo dal 1980, arriviamo dopo il 2000, non mi ricordo più l'anno esatto, 2010 forse, 2000, non mi ricordo più. E anche qui ho un vuoto di memoria, non mi ricordo come sono riuscito a trovare l'indirizzo di Giuseppe Lippi. Allora gli ho scritto immediatamente, lui mi ha risposto, gli ho riscritto, ancora scambi epistolari, e gli ho inviato alcuni miei testi. Con mia grande sorpresa lui li ha apprezzati moltissimo e ha detto per telefono: voglio conoscerti, vengo giù a trovarti. Ero fuori di me dalla gioia, ma mi sembrava impossibile questo. Insomma, per farla breve, è venuto una volta, poi è venuta la seconda volta, poi mi aveva chiesto di venire la terza volta. Purtroppo ho dovuto rifiutare perché avevo mia mamma gravemente ammalata qui a casa, con il medico che veniva una volta al giorno, e dico: dottor Lippi, rimandiamo perché adesso non posso, e ho commesso un errore imperdonabile. Beh, non fa niente. Allora Lippi ha pubblicato il mio racconto, La ragazza del peso stragato,
poi la mia autobiografia e poi i racconti brevi, i racconti gotici brevi. In una telefonata anni dopo mi ha detto: nella tua autobiografia ho fatto delle piccole modifiche, ho cambiato qualcosa, però adesso che ti ho conosciuto quelle modifiche non le farei più. Riguardo ai racconti, ha letto anche i miei racconti psicologici tratti da Anime Nude e lì ha trovato un racconto che si intitola Le gatte che l'ho apprezzato moltissimo e ha voluto lui questo, inserirlo insieme ai miei racconti gotici. Il libro è stato pubblicato, ha avuto un buon successo e io sono diventato suo grande amico e ammiratore. Cosa è successo dopo? È successo che non ci siamo più sentiti per un po' di tempo e quando ci telefonavamo, il progetto era di pubblicare delle mie opere dall'editore Bietti, l'editore Bietti che lui frequentava e aveva possibilità di farlo. Purtroppo l'ultima telefonata che ho ricevuto e mi diceva: caro amico, sono all'ospedale, ho la polmonite bilaterale. A quel tempo là non si parlava ancora di Covid, ma pochi mesi dopo è cominciata a scoppiare questa grande epidemia di Covid. E questa è stata l'ultima volta che l'ho sentito. E con mio grande dispiacere ho perso un caro amico, maestro ed estimatore. Giuseppe Lippi ha abbandonato il corpo fisico iniziando forse un altro fantastico viaggio nel 2018. A lui è dedicato questo doveroso omaggio.